Il governo giapponese estende lo stato di emergenza a tutto il paese e i parlamentari si tagliano lo stipendio. Nello Porto. All'ingresso dell'aula compare anche il gel disinfettante per le mani. Mascherine sul volto. Nella Camera Alta del Parlamento di Tokyo i senatori siedono osservando la distanza di sicurezza. In base ad un accordo maggioranza-opposizione, i parlamentari hanno deciso di tagliarsi del 20% lo stipendio per un anno, consapevoli, come si legge in un comunicato, delle difficoltà dei cittadini e dei problemi in cui versano le aziende. Il Giappone si avvia verso i 10.000 casi di contagio da coronavirus. Il numero è relativamente basso, ma le autorità temono un'esplosione dei contagi, soprattutto in occasione delle feste a cavallo tra aprile e maggio, periodo preferito dai giapponesi per viaggiare. Per scongiurare questo rischio, il Premier Abe ha esteso lo stato di emergenza, in vigore fino al 6 maggio, dalle iniziali 7 prefetture più popolose a tutto il paese. Secondo la Costituzione il governo non può imporre restrizioni ai cittadini, quindi può solo contare su un'adesione volontaria, facendo appello al tradizionale senso civico che privilegia il bene della collettività a quello individuale. Esattamente quello all'origine del gesto dei parlamentari. Come ci ha cambiato e